Che cos'è la bellezza per Gabriella Genisi? È nutrimento, è una cosa della quale non si può fare a meno, è il motore che ci spinge a vivere, che ci spinge a immaginare, che ci spinge a creare. Anche i libri arrivano da un bisogno di bellezza. Ci sono luoghi nei quali lei trova più bellezza rispetto ad altri, che la ispirano per alcuni versi? Prevalentemente ho bisogno del mare, dei luoghi di mare, però devo dire che anche Matera è un posto che mi ha sempre ispirato, la mia vita, la mia storia di scrittrice poi nazionale nasce proprio da Matera e Matera è sempre una scintilla che mi ispira moltissimo. La bellezza nel lavoro di scrittrice è uno degli elementi importanti? Sì, perché si ricerca un po' la perfezione, si ricerca la bellezza di ogni singola parola e c'è sempre una ricerca continua. Io scrivo di getto, però poi rileggendo vado sempre alla ricerca della parola esatta, della parola perfetta e anche quello è appunto non è altro che ricerca di bellezza.